La Tor Tre Teste spugna il Vianello, termina 0-3 la sfida tra il Savio ed i rossoblù che impongono quindi ai padroni di casa la prima sconfitta stagionale, portandosi a -1 dalla vetta occupata proprio dal Savio. È Cortoni il primo a calciare verso la porta avversaria, alto il suo mancino, quindi dalla parte opposta c'è Palacio che rientra sul destro e calcia centralmente tra le braccia di Zaccaria. È proprio Palacio uno dei protagonisti della sfida, in questa occasione con un gran numero riesce ad andare via a Fiorentini sull'out di sinistra verso il fondo. Uno sguardo a centro area, c'è Pugliatti, contrasto aereo tra l'attaccante e Morelli, l'arbitro vede forse un gomito troppo largo da parte del numero 6, assegna calcio di rigore alla Tor Tre Teste con Palacio che si presenta dagli 11 metri e non sbaglia, spiazza Zaccaria, firma l'1-0 al 22esimo. Dopo il gol cerca l'assist l'attaccante ex W, Pugliatti però in questa occasione incrocia il mancino, palla che esce di poco fuori, quindi sugli sviluppi di un corner è ancora Palacio a svettare di testa, pallone alto, ancora un calcio d'angolo ma dalla parte opposta questa volta c'è il tiro di Frisoni ribattuto dalla difesa rossoblù, poi la palla ancora una volta in area di rigore, la zuccata di Greco termina alta, inizia il secondo tempo, guida ad inventare per Lulai, un rimpallo lo favorisce, è un miracolo però quello di Barone ad impedire l'1-1 del Savio, ancora quindi blues pericolosi sulle palle inattive. Poco più tardi la zuccata di Morelli esce veramente di poco. Sulla destra è ispiratissimo Lulai che va via a due difensori, mette in mezzo questo pallone ma Barone ed Alosi riescono a cavarsela in qualche modo. Il Savio ci prova, la Tor Tre Teste ci riesce, tacco di Palacio per Luise, fortunato anche in un rimpallo il numero 16 riesce a guadagnare il fondo, palla in mezzo e c'è puntuale all'appuntamento il mancino di Pugliatti che arriva prima di tutti sul pallone e firma il 2-0 consolidando il vantaggio per la Tor Tre Teste. Cercano di rispondere i locali con l'opportunità per Adducci, troppo debole però il suo mancino, para ancora Barone e dalla parte opposta sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo la zampata decisiva di Bellocchi che entrato 2 minuti prima proprio al posto di Pugliatti riesce a mettere la propria firma sul match, chiudendo di fatto la partita sul 3-0. Ci prova poco dopo Giusti con il mancino, blocca un attento Barone, quindi arrivano i 3 fischi del signor Pasqua di Tivoli, vince la Tor Tre Teste, prima sconfitta stagionale per il Savio.